Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi 4 luglio, lunedì. Anche il New York Times di oggi ha ripreso la notizia, che evidentemente è proprio mondiale, che il Comune di Venezia ha approvato un regolamento per sperimentare da agosto, ma partenza ufficiale dal 2023, praticamente che Venezia diventa una città su prenotazione praticamente. Chi entrerà in laguna dovrà pagare da 3 a 10 euro a seconda di dove risiede, a seconda di cosa deve fare, a seconda di quando prenota, con quanto anticipo. Saranno esentati tutta una serie di persone che vanno a Venezia per scuola o per motivi di scuola o di lavoro, e anche chi vuole andare a trovare qualche, diciamo, residente, però dovrà comunque registrarsi sull'apposito sito che appunto verrà poi pubblicato, verrà poi messo in rete. Per chi fa il furbo sono previste sanzioni fino a addirittura 300 euro praticamente. È tutta una cosa nuova, che d'altra parte nello stesso articolo del New York Times lo dice chiaramente. Una città fragile come Venezia, con appena più o meno 50.000 abitanti, rischia grosso quando arrivano, diciamo, tantissimi turisti. Sempre nell'articolo del New York Times cita il fatto che nelle strette vie, quindi non dice calle, dice le strette vie di Venezia, e certe volte la polizia municipale ha dovuto istituire i sensi unici di marcia per i pedoni, tanto per fare un esempio. Certo che è una novità mondiale, praticamente in una città, se tu vuoi entrare dovrai, diciamo, prenotare prima e pagare un biglietto d'entrata, paghi meno rispetto a quanto in anticipo decidi, avvisi di entrare a Venezia. Ma chissà se faranno poi la stessa cosa anche su Pelestrina, visto che c'è tuttora il problema delle biciclette. Nei giorni scorsi l'assessore regionale Corazzari ha presentato gli Stati Generali della Pesca del Veneto, un evento fortemente voluto dalla Regione Veneto, realizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura e con il supporto tecnico di VIE European House Ambrosetti. Si tratta di un settore di grande rilevanza per l'economia della fascia costiera del Veneto, prosegue Corazzari. Solo per quanto riguarda la produzione primaria vede coinvolte oltre 3.100 imprese di pesca professionale e acquacultura, con l'impiego di oltre 4.500 addetti, 760 imbarcazioni da pesca ed acquacultura immatricolate presso le capitanerie di porto di Chioggia e Venezia, a cui si aggiungono 850 imbarcazioni immatricolate presso gli ispettorati di porto della regione. Con gli Stati Generali vogliamo individuare le necessità e le problematiche emergenti, nonché le potenzialità e le prospettive di crescita utili a definire le strategie e le politiche regionali per lo sviluppo del settore, nell'ottica di assoluta sostenibilità come da protocolli previsti da Agenda 2030. Serve intraprendere un percorso di crescita e di evoluzione comune per rafforzare le imprese, rendendole più resistenti e più resilienti rispetto alle pressioni in tema ambientale ed economico, continua, e che consenta alla pubblica amministrazione di sostenere chi è impegnato nel settore primario. La Regione Veneto è consapevole che nel settore della pesca e dell'acquacultura nei prossimi anni si potranno raggiungere importanti risultati. Gli Stati Generali della Pesca si svolgeranno dal 5 all'8 luglio 2022 nei principali centri pescherecci del Veneto, quindi Chioggia, Porto Tolle, Caorle e Venezia, con il pieno coinvolgimento del comparto della pesca e dell'acquacultura.
Una tragedia quella che è successa ieri sulla Marmolada, dove un pezzo di ghiacciaio si è staccato a causa delle alte temperature estive, coinvolgendo 2 cordate di alpinisti e trascinandone con sé nella discesa. Immediata la dichiarazione del presidente della regione Zaia. Quanto è successo oggi sulla Marmolada è una tragedia che ci tocca tutti e che ci colpisce profondamente. La macchina della Regione Veneto è intervenuta con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari possibili per portare in salvo i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati e presi in carico dalle nostre strutture ospedaliere. Continuo, soprattutto tramite la Protezione Civile e il suo M118 regionale, i cui uomini e donne stanno dando il massimo e lavorando senza sosta, a seguire gli sviluppi di un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. Siamo vicini ai familiari delle vittime di questa terribile domenica sulla Regina delle Dolomiti. Ieri sera, all'imbrunire, è sopraggiunta la pioggia che ha fatto interrompere le ricerche che riprenderanno questa mattina. L'assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin, ha dichiarato nell'immediatezza dell'evento di essere in contatto col capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per tenerlo informato, e con il capo della delegazione del soccorso alpino, Alex Barattin. Per la parte veneta sono già operativi i 2 elicotteri del SUM-118 della US di Belluno, operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della Regione del Veneto per trasportare squadre dei soccorritori alpini con unità cinofile sul posto. Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate. L'Union Clodiense Chioggia Sottomarina ha accolto tra le sue fila Pier Francesco Vecchione, centrocampista classe 1999, nativo di Napoli. Nonostante la giovanissima età può già vantare una grande esperienza in categoria, con maglie di piazze importanti. Ha esordito giovanissimo in Serie D con la maglia del Campobasso e dopo 2 stagioni con Montegiorgio e Milano City ha indossato per ben 69 volte in 2 stagioni la maglia della Nocerina, con la quale ha raggiunto i play-off nell'ultima stagione. Giocatore fisico ma dotato di ottima tecnica, arriva a Chioggia per rinforzare ulteriormente un centrocampo che si prospetta estremamente tecnico e roccioso. Il 1° luglio scorso ha debuttato ad Adria, in piazza Cavour, la rassegna Al Teatro Siete Voi con lo spettacolo Storie di mare, prodotto e allestito dalla padovana compagnia Febo Teatro, ispirato a 3 racconti delle fiabe italiane di Italo Calvino. Il Teatro Siete Voi è un progetto di Irene Lissandrin per Vivi Rovigo, col sostegno di Circuito Regionale Multidisciplinare Arte Ven, il MIC e la Regione Veneto, il contributo e la collaborazione della provincia di Rovigo. Il sindaco Omar Barbierato ha ricordato l'ambizione di Adria di diventare la città della cultura del Delta, anche con l'aiuto di eventi come il Teatro Siete Voi. Presenti all'evento gli assessori Andrea Micheletti e Sandra Moda, la consigliera comunale provinciale Sara Mazzuccato e il presidente del Consiglio Comunale Francesco Bisco. Un clima di grande entusiasmo e aspettativa per un evento che per la direttrice artistica Irene Lissandrin si propone di diffondere la cultura teatrale massivamente in ogni angolo della provincia, perché un bambino che va a teatro è un bambino felice. Si stanno svolgendo presso alcuni stabilimenti balneari, con la collaborazione della US 3 Serenissima, dei corsi teorici pratici sulle manovre salvavita, con temi che vanno dalla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al massaggio cardiaco. I corsi sono gratuiti e rivolti ai turisti e ai residenti di tutte le età. Gli istruttori sono abilitati IRC, Italian Resuscitation Council. L'orario di inizio dei corsi è a partire dalle ore 17. Gli stabilimenti interessati sono i bagni Arcobaleno, il camping 32,
i Bagni Ardi, Bagni Padoan, Bagni Lungomare Lato Nord e Residence Nuova Marina. Tali corsi in ogni caso risultano utilissimi, cominciando dal non farsi trovare completamente impreparati e farsi prendere dal panico. Anche se il tempo messo a disposizione per il corso può sembrare poco, qualsiasi apprendimento sulle manovre salvavita in alcuni momenti può fare veramente la differenza. È successo proprio qualche giorno fa che un nostro caro concittadino sia deceduto a causa di un boccone andato per traverso e non si sa se qualcuno abbia provato a praticare una qualsiasi manovra di disostruzione prima dell'intervento dei sanitari. Se qualcuno ci avesse provato avendo conoscenza del movimento da mettere in pratica la manovra di Heimlich, Renzo forse avrebbe avuto una chance in più. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 4 luglio, è alla Navicella, in Viale Mediterraneo a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni.